questo è un altro esperimento sempre riguardo la costruzione dell'idea, perché ovviamente è un altro tentativo per avvicinarmi a quello che poi dovrebbe essere l'inizio del vero lavoro e dire, beh, adesso ho preso il martello, ho preso la piccozza, ho preso la malta, ho preso tutte le attrezzature, mi sono messo l'abito da muratore e adesso costruisco la casa. Ecco. Anche nella palette dei colori? Anche nella palette dei colori, che è lo stesso procedimento, perché per quanti ne imbrocchi, poi altrettanti sbagli, è tutto un procedimento che devi naturalmente costruire non solo manualmente, ma soprattutto manualmente e mentalmente, scusate. C'è tutta questa diatriba con la generazione digitale di immagini, sì. Tu invece fai tutto in analogico, inizi dall'analogico. Sì, io non uso nessun mi viene del trucco. Trucco, vero? Sì, non lo so, poi... È a Perello questo? Io mi ricordo, non so se ve lo ricordate, ma c'è... È a Perello? Sì. Non so se vi ricordate, mi è venuta un flash del passato. C'era un vecchio complesso, che adesso se io lo nomino magari voi non tutti lo conoscete, si chiamavano Boston, e c'era il chitarrista che era i Boston, perché faceva tutto lui, si chiamava Tom Scholz, che nelle copertine dei dischi lui metteva per iscritto: qui non c'è niente di computerizzato. Adesso non voglio, a parte che sto parlando di musica, non sto parlando di una cosa completamente diversa, però c'è qualcuno che le macchine non le vuole dentro il recinto. Beh, diciamo che comunque il digitale riesce a camuffare errori, ti aiuta moltissimo, dice il digitale sei tu del foglio, quindi non fai tanto. Sì, però vedo che ci sono anche dei digitali, perché ci sono i digitali che sono fatti in modo digitale e vedo dei disegnatori che usano il digitale usando il meno possibile il digitale. Non so se l'avete capito il discorso, però ci sono le furbizie delle furbizie e io cerco sempre di usare meno, almeno in questi lavori cerco di fare meno furbizie possibili, proprio perché poi se le vedo io penso che ne vedono anche tutti gli altri. Diciamo, emerge sempre una necessità di autenticità che pulisce la coscienza di quello che si fa. Sì. Perché... Con questo non sta a significare che poi le cose vengono perfette lo stesso. Andiamo avanti. Anche questa è un'altra prova. Questo è il ponte di Calatrava. Ovviamente è lavorato in un contesto, lì c'è adesso addirittura dei gasometri, ho inventato, d'altra parte questa è un'invenzione, cioè non è che sia una cosa che uno lo apre, prende, guarda la cartina, domani vado qua, cioè è un'invenzione. Parti da qualcosa che vedi ma poi la elabori. Beh, certamente, perché non può essere altrimenti faccio un catalogo un catalogo del Turing. Adesso io ti dico questa frase e tu me la come si dice? Sì. Mi fai una tua riflessione. L'opera d'arte è un ponte, è una costruzione che ha le caratteristiche di tenere insieme due sponde, le sponde del visibile e dell'invisibile, del finito e dell'infinito. Infatti il tuo racconto non è totalmente realistico, cioè parte da una base realistica, ma porta da un'altra parte, la sponda è un'altra. Siccome non sopporto i lavori pastorizzati, i lavori con dentro il libretto delle istruzioni, è un mio gusto personale, me ne assumo la responsabilità, cerco sempre di fare dei lavori più complicati possibili perché rispetto chi lo compra il lavoro, perché lo voglio mettere in difficoltà, non gli voglio mettere il cuscino per fare dei sonni penso che sia più onesto proporre qualcosa che faccia lo sgambetto al lettore, non che lo assecondi, anche perché
di prodotti che assecondano io ne vedo un po' troppi, e perciò forse è anche una questione di istinto, probabilmente di indole. Secondo me la tua è proprio una vocazione. Adesso te ne cito un'altra di frase, un artista sempre contemporaneo che si chiama Claudio Parmigiani, una volta disse: ogni forma d'arte è come una preghiera, un'invocazione, è un grido che rompe i cristalli dentro i quali le nostre vite scorrono in modo anonimo, è un grido che risveglia. Quindi l'arte, la tua, è un risveglio, deve svegliare, non deve addormentare, e per svegliarsi ci vuole fatica, come ogni cambiamento richiede una certa quantità di impegno. Sì, no, adesso non so se le cose che faccio risvegliano. A me risvegliano. Le cose che sì, l'intento dovrebbe essere quello, l'intento sarebbe che dentro la tana del bianconiglio trovi un punto interrogativo, non un punto esclamativo, ecco, sarebbe già qualcosa. Certo, poi non è detto che anche una cosa complicata, strana, che sia un po' arzigogolata, riesca poi a prendere il lettore, perché poi tu fai un prodotto, tu fai un qualcosa, un prodotto, un libro, quello che metti il nome che vuoi, però dopo di là c'è la persona che recepisce e dipende da come recepisce il lavoro che tu hai fatto, perché può essere di grande impatto, come magari lasciarlo completamente indifferente, o come per dire, o anche magari, ma sai cosa, domani lo riprendo e lo rileggo perché non ho mica capito niente oggi, domani lo riprendo, poi lo riprendi e dici non ho ancora capito niente, non mi piace, poi lo lasci lì. E a me è successo che dei libri che compravo quando ero ragazzino, cioè tanti anni fa, che non mi piacevano, adesso li ho ripresi, li ho riguardati e ho detto ma cavolo, ma sai che erano belli, ero io che non capivo. Perciò lasciamo qualsiasi opportunità e porta aperta. Infatti una volta io ti feci questa citazione di un film, si chiamava Tuzzi, e c'era Bill Murray che faceva il regista e diceva mi piace quando la gente, non mi piace quando la gente mi viene a dire che è bello, ho capito tutto della tua opera, mi piace quando la gente mi dice ho visto quello che hai fatto e non ci ho capito niente. È più o meno quello che secondo me è un po' la caratteristica di Alberto. Lui fa delle cose, ha una filosofia che ha degli scopi, ha una sua poetica, ma non è così immediato comprenderla, ci vuole uno sforzo di autenticità, bisogna spogliarsi un po' delle sovrastrutture, delle superfici ed entrare proprio nella sua mentalità per capirlo, e qui una volta che lo hai compreso ti affascina all'ennesima potenza, come io ad esempio ho vissuto l'esperienza delle opere di Alberto.